David e i suoi uomini arrivarono a Ziklag tal passando man. Gli Amalecis avevano fatto man blanche tal Negeb e quintri di Ziklag. Avevano fatto il fisch a Ziklag e le avevano bruciate. Avevano chiappato prigionieri, le femmine e tutti che avevano chiattas, piccoli e grandi. Non avevano copato neanche un, ma gli avevano menato da ursi e erano là per il loro viaggio. Quando David e i suoi uomini arrivarono in te città, avvioderono che era tutte arsinide e che le loro femmine, i loro figli e le loro figlie erano stati tutti menati via. Allora David e tutte le troppe che era con lui attaccarono a Berlà e a Cracchià, finché non resta neanche la forza di vai. Anche le sue due femmine li avevano menati via prigionieri. Vadi Achinoam di Israele e Abigail, femmine di Nabal di Carmel. David gli era mettuto malamentri, perché la int fevelava di copalo a clapadis. In Efies, tutti avevano l'anime sozzore e plene di marum, ognuno per via dai suoi figli e dei suoi figli. Ma David al chiappa spirit dal Signor suo Dio. David gli dice al pre di Ebiatar, figlio di Achimelech, per plagè, portimi cale fod. E Ebiatar gli portà le fod a David. Allora David all'interpellà il Signor e gli domandà: Aio di coriur daur, a di chest bandis, rivaraio a chiapaiu? La risposta è focheste: Coriur daur, che tu iu brincaràs cence fal, e tu rivaràs a deliberai prigioniers. David al partì cui si scent calveve con sé, e arrivarin tal riu di Besor, là che restassin da ur si fermarin. David all'endenant con 400 oms. Du gente si fermarin lì, che erin masse scanas e strax per arrivare a passare il riur di Besor. Sintivarin tun egisian vie pe campagne e lumenarin denant di David. Iderin un toc di pan di mangià e iderin di bevi anche un fregul di aghe. Iderin anche une grampe di fix e 2 raps di ue passe. Al mangià e al tornà da di ca, che non veve mangiat per 3 dis e 3 gnos di file. David gli domandà: Di cui ses tu? E d'ontri vens tu? I rispondè: O soi un giovine egizian, sclav di un Amalecit. Già 3 dis il mio paron mi ha implantat, perché eri malato. Ho vin raffat quintri il Negeb dai Creteos, e quel di Giude, e quintri il Negeb di Caleb, e i vin dat fuc a Ziklag. David gli domandà: Vuelis tu menami la di che bandis? I rispondè: Giurimi su Dio, che no tu mi coparàs e che no tu mi metteràs tes grifis dal mio paron, e io ti menerai dret la di che bandis. E così io menà. A ierin sparnicias per tutta la regione, a mangiavin e a bevevin, e a facevin fieste,
parvie di tut quel gran Rafat c'avevin strafuit de tiere dai Filisteos e de tiere di Giude. David iu massacrà, taccan di buinore fino a mai soresere dall'indoman. Non stiampà fale 400 giovins che arrivarin a montare sui camei e a fui. David, al tornacchio li dut ce c'avevin portat via gli amalecis. David, al deliberà anche li sos dos feminis. No pierderin propit nuie, dal minuciam fin talis robis plui grandis, dal Rafat fin talis fiis e ai fiis, dut ce che urvevin portat vie. David arrivà a portà in daur dut. Acchiolerin il besteam minut e grand, e l'umolarin denan di lui berlant, vecchi il Rafat di David.